Ciao napoletani, se amate Napoli con tutto il cuore, premete il pulsante iscrivetevi e lasciate il vostro mi piace sul video. Go Napoli! È arrivata l'ufficialità che Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'esonero di Rudy Garcia. Prima il tweet di Aurelio De Laurentiis sul suo profilo 10° ufficiale e poi il comunicato del club. Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Parallelamente al rientro dell'allenatore del Livorno, è arrivato anche il comunicato che sancisce l'esonero ufficiale di Rudy Garcia. I risultati fin qui ottenuti dal francese sono stati negativi e ci si aspettava molto di più dalla squadra campione d'Italia. Non c'è stata quasi mai un'intesa tra lo stesso Garcia e con la dirigenza e i tifosi. Per settimane il presidente ha trasferito temporaneamente la sede della Filmauro da Roma a Castel Volturno. Tutto per osservare il lavoro poco convincente di Garcia e stare vicino alla squadra. Il rapporto mai nato con il francese è stato il motivo per cui era arrivato il momento di cambiare qualcosa al Napoli. Lo stipendio di Mazzarri al Napoli. Per Walter Mazzarri sarà un ritorno importante. L'ultima partita sulla panchina azzurra risale al maggio 2013 e dopo 10 anni tornerà in panchina in quello stadio che oggi ha cambiato nome da San Paolo a Diego Armando Maradona. Sarà un'occasione importante per il tecnico livornese. Come riporta Calcio e Finanza, Mazzarri ha firmato un contratto di 7 mesi, fino al 30 giugno 2024. Nel suo contratto ci sarà una clausola, a favore della società, che prevede il rinnovo annuo di 1 milione compresi bonus e premi. Toccherà a Mazzarri rilanciare la squadra campione sia della Serie A che della Champions League. Ditemi napoletani? Vi è piaciuta questa contrazione? Oppure no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale, grazie.